Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia per donazioni e trapianti. Il dato è emerso in occasione della giornata nazionale dell'Associazione Italiana Donatori Organi, Tessuti e Cellule, la prima di una 3 giorni nazionale a Trieste nel Palazzo della Regione. Sicuramente è un riconoscimento importante nel lavoro che la sezione locale dell'AIDO fa insieme al nostro sistema professionale, consentendo a questa regione di essere la prima regione d'Italia in termini di trapianti. Questo è un risultato che viene confermato nel 2024 e quindi io sono particolarmente grato all'AIDO nazionale di aver fatto questa scelta. Ed è una scelta, come la Presidente ha detto, di solito si va a cercare di aiutare quelli che sono più in difficoltà, ma bisogna anche partire da quelli che invece possono insegnare come superare queste difficoltà, e questa è la ragione per la quale noi abbiamo scelto di essere qui oggi. In particolare sono stati già effettuati 108 trapianti nel 2024, 34 di fegato, 24 di cuore e 50 di rene. Di conseguenza il risultato dei 116 dell'anno scorso sarà facilmente superato. In Italia sono attualmente 7.860 le persone in attesa di trapianto. L'AIDO, che conta quasi 1,5 milioni di soci, ha 3 finalità: promuovere la cultura della donazione, favorire la conoscenza di stili di vita che prevengano l'insorgere di patologie e provvedere alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevole alla donazione, grazie anche ai sistemi digitali con Digital AIDO che permettono di fornire l'assenso in pochi secondi.